pizza Buddha. Pioco, che cosa succede? Sto vomitando. Perché stai vomitando? Dispiaceri. Cosa è Mi hanno successo? violato e poi penso che quella cazzo di pozione mi ha fatto un po' male. Vabbè, dai, andiamo avanti. Rinfrescati un po' qua sotto e andiamo avanti, così magari. Oh, Vai, metti la testa. mm, Andiamo, va. E ancora cacendo. Ancora pizzo. vomitando. Bella ragazzi, Bella. questa Buddha. Siamo rimasti qui dove ci sono numeri con pezzi di lana. Evidentemente a ogni colore corrisponde un numero. Azioniamo la leva. Chess. Mm. Ecco. Ah, bisogna metterli in ordine probabilmente. Allora, ricordiamoci. 1 arancione, 2 giallo, Giallo. 3 viola, 4 rosa. Ah, faccio prima fare così. Allora, arancione, giallo, viola, rosa, bianco, verde. Arancione, giallo, viola, rosa, bianco, verde. Arancione, giallo, viola, Viola. rosa, Rosa, bianco, verdi. verdi. Là! Ah. Minca, senza memoria il puddazzo, ragazzi. Ecco qua. Cosa c'è lì in fondo? Johnny. Innanzitutto, si può scendere qua. Chess. Memory. Ah, Ale. Eh, Dobbiamo giocare a memory. Memory il nome mio. Aspetta, reset. Want to go again? Ah, no, no. Allora, apriamo questo. Questo è rosa. Ok. Questo? Arancione. Cione. Non va bene. Beh. Viola. Viola. Rosso. Ma perché ce li fa vedere tutti? Ok, arancioni sono in verticale. I viola sono questi due. Cosa è successo? Perché si è aperta? Ma era così facile. Ah, probabilmente lui voleva che giocassimo a memory, no? Però, siccome, cioè, praticamente la combinazione per far aprire la porta è quando tutti sono scoperti. Però penso che sia impossibile far uscire. Cioè, nel senso che quando magari non ne fai due di seguito, poi anche se li scopri tutti quanti non si apre, capito? Vabbè. Va bene, abbiamo risolto, abbiamo capito com'era il gioco. L'importante è quello. Andiamo avanti. Ragazzi, questa serie è quasi giunta al termine. Redstone. Redstone. Input, give me power. Give me power. Output gives you power. Oh god, no. Oh god, no. Yeah. Serve redstone. Main output. Oddio, Ale. Vabbè, proviamo. Aici. No, Aici si sturerà. Qui dovrebbe arrivare il penso il segnale. Scusa, cosa c'è scritto? Input give me power. Output Aspetta, vado un attimo a guardare su. gives your powers. Che magari aiuta. Intanto c'è una pepite. Bisogna capire come fare il circuito. Andiamo. Allora, probabilmente Qui non arriva il redstone. deve arrivare corrente alla porta, probabilmente. Sì. Ma quale porta però? Questa? No. Questo mica si apre. Ah, giusto, che coglione che sono. T flip flop. Che vuol dire? Ah, Ce ne sono due di porte. oh god. Main output. Aspetta, fammi riprendere la redstone che ho messo, che l'ho finita. Ne avevo 11 inizialmente. Ora ne ho 6, 7, 8, 9.
E gli altri due? Dove li ho messi? Una ce l'ho io perché l'avevi persa. E l'altro non lo so. Main output. Questo vuol dire output principale. Output gives you power. Input. Ah, ok, non è che deve venire da qua. Praticamente le parti rosse sono degli output probabilmente. Le parti blu, tipo questi, sono degli input. Prima sono riuscito a spegnerla una cosa però, giusto? Questo mi sa. Sposta? Infatti. Quindi vuol dire che da qua esce corrente. No, è da qui che la prende. Sì, facciamo così. Ah, input, quindi questi... Ah, ecco, perché questo blu me ne dà. Questo blu me ne dà. Giusto? Mm. Teoricamente. No, ma non è così, perché... Ah, ok, vedi? Appoggiandola sul giallo, arriva corrente. Guarda. Hai visto? Ah, sì. Quindi magari... Beh! No, serve far arrivare corrente a quella, secondo me. Quindi secondo me bisogna spegnere questa qui. Per spegnerla bisogna alimentare quella. Come si fa a alimentare quella là? Quale? Questa qui al centro, qui. Questo è acceso. Vedo un attimo qua invece. Ecco, bravo. Fammelo controllare un attimo, ho tolto. Poi rimettilo un attimo. No, cambia un cazzo. Voglio vedere cosa cambia invece da questa. Ce l'hai tu la redstone. E qua si accende. E qua pure. Quindi adesso possiamo fare così. E li abbiamo spenti tutti e due. Quindi questo si è acceso. Questo è tolto. Poi sotto E questo si è acceso. ok. Bella. Ok, qua gliel'ho tolto. E qua l'ho dato al giallo. Ok, quindi questo giallo è acceso. Questo giallo pure. Questo giallo no. Bisogna... Questo. Però bisogna recuperare il redstone. Che io ne ho solo uno. Non ci basta per tutto. Input. Noi dobbiamo dare l'input al blu. Quindi teoricamente tutti sti pezzi blu che ci sono nel muro, a noi dobbiamo far arrivare corrente. Altrimenti perché ci sarebbero pezzi blu nel muro? Prova a collegare da questo giallo a questo blu, ora che è acceso. Magari si apre la porta. Ma va a cagare. Quindi praticamente vedi che dobbiamo fare a tratti. Però dobbiamo prima... Probabilmente dentro c'è altra redstone. Aspetta, l'ho persa. Ah no, mettila tu. Cosa? Sì. Prova Bibi. Dentro c'è altra redstone. Ma vai a cagare. Gli occhi, ragazzi. Quindi adesso noi dobbiamo togliere questi e andarcene dall'altra parte, giusto? Questo è acceso ora. Vediamo un po'. Quindi da qui Spento. Da qui possiamo trarre corrente. Passiamo per qua. Una volta che passiamo per qua possiamo passare di qua. E una volta che passiamo di qua Acceso. mi serve altra redstone però. Dio. Una qui e una qua. Ecco qua. Infatti sono giustissimi. Cambia. Ecco qua. Ah. Ragazzi, entra. Altra redstone pure una leva. Pure una leva. Sì. Controlla che fa. Fermo. Il blocco. Cosa c'è qua? Si schiaccia? Fermo che voglio vedere anch'io però. E Moserrao. Ah, ecco. Ah. Niente, ha Qua- semplicemente aperto un altro circuito. Ma vaffanculo. Ah, vuol dire che questo blocco spezzava la corrente. Cioè non faceva passare corrente. Adesso probabilmente, guarda, da questo qui bisogna passare per qua. Che No, probabilmente si apre questo. sì, probabilmente ci saranno pistoni e gemme. E infatti vedi sotto ci sono pistoni. Adesso però fammi ponderare. Qui. Ok, qua arriva corrente. Quindi ne arriva ancora qua. Quindi ne deve arrivare ancora qui. Questo non dovevo toglierlo, dovevo lasciarlo. In modo che questo qui ci porta qua.
e arriva corrente qui e succede questo. Ok. E poi deve arrivarne qua. Quindi questo qua deve succedere esattamente. Però ho solo 4 di redstone. Come cazzo faccio? Aspetta, adesso abbiamo un sacco di redstone. Facciamo una cosa, togliamola tutta. Ho capito, bisogna passare dall'altra parte, per forza. Da questa parte non c'è via. Bisogna fare tutto il giro inverso. Tanto ne abbiamo un quintale di redstone ora. Se ne trovi in giro, portala, che è contatta, ok? Mm. Poi, da qui a qua. Però questo perché non si è spento? Manca una cosa. Questo così. No, qua deve passare per forza. Ah, ecco. Ora è accesso. Sì. Poi quindi adesso questo ci dà corrente. E quindi lo mandiamo qua. Ecco. È successo qualcosa? Sì, ho fatto spostare quel pistone. Quindi questo ci dà corrente. Merda, no, non l'ho finita, vero? Ne hai ancora? Quanta? Una. Non posso averne solo 3. Perché siamo arrivati a portarlo a questo qui. Ma Cambia qualcosa se io disattivo qua? dove? Ah no, forse perché abbiamo spostato il pistone. E quindi avendo spostato il pistone funge. Quindi possiamo recuperare la redstone. Questo alla fine l'ho acceso. No? Questo giallo doveva essere acceso. Aspetta, da dov'è che si accendeva sto giallo? Da qui. Quindi mi serve... Aspetta un attimo. Mi serve questa corrente. No, l'ho fatto rispostare. Sì. Porco 2. Ok. Ok, qua è giusto. Quanta redstone hai? Una. Ok, adesso la possiamo recuperare. Bisogna accendere sto cazzo di giallo qua. Il fatto è... Ma non si può... Ma scusa, questo giallo qui ci serve, guarda. Questo giallo qua ci può servire. No, vero? No. Perché probabilmente questo giallo serve se non utilizziamo questo. Perché comunque Ma no, a è, me serve ma no, è collegare la redstone impossibile. qua. Perché no, qui sotto... Cioè, questa specie di circuito qua è inutilizzabile. Perché da qui sopra non si può mettere redstone perché c'è vetro. Esatto. Non ci basta la redstone per fare tutto questo, però. A meno che... No, quello l'abbiamo già. Ok, sì, ci basta. Qui lo dobbiamo distruggere tutto. Tu cosa ne pensi? Dobbiamo velocizzarlo questo pezzo oppure no? Quanto ci stiamo registrando? Un po', Magari si può registrare una parte. E velocizzare una parte. Fatto questa cazzo di cosa con me. Bisognerebbe accendere questo. Lo sto risolvendo. Dovrei averne abbastanza. Me ne Là, manca uno. Lutu. Me ne manca uno, Ale. Dio. Mi manca un pezzo di redstone. Ho sentito tu che prendevi qualcosa. Sì. Ma non fa un cazzo. Dio, questo collegamento serve. Controlla in giro che non ci sia redstone. Eccola. Trovata. Pony. Ragazzi, Ah. ragazzi, dopo anni di ragionamento ce l'abbiamo fatta. No, Vi posso dire una cosa, anche se la puntata può essere durata molto,
Anche se questo pezzo ci ha fatto sclerare, la soddisfazione è immensa. No, Perché forse- veramente non abbiamo praticamente mai trattato di redstone. E la... Oddio, no, no, ti prego, no. No, ancora, ti prego, no. Dimmi che non c'è codice binario. In case of emergency, break the safety glass. LOL. In Cos'è? caso di emergenza rompo il vetro. Mm. Sì, Vabbè ma- ragazzi, la puntata precedente è quella dedicata alla redstone, giusto? Sì. Io direi di interrompere qui, cioè la puntata precedente, questa puntata, io direi di interromperla e per la prossima risolveremo questo more binary che ci dice, anche se io codice binario non ho visto. Non so se questa puntata qui che avete appena visto durerà quanto effettivamente è durata. A un certo punto stavamo per cedere e leggere l'int, ma il Pioco ha avuto un'illuminazione e siamo riusciti poi dopo con questa illuminazione a risolvere, perché noi pensavamo che non ci bastasse la redstone, poi siamo riusciti a trovare. Quindi questo pezzo, questa puntata potrebbe durare 20.000 minuti se la lascio tutta, potrebbe durarne 5 se velocizzo più parti. L'importante è che ve la siete goduta, quindi qui da Sabuda e su Biochi è tutto, ci sentiamo alla prossima, bella. Bella.